Eder. Mech. Pallister. Allora, caro Eder, hai pubblicato anche tu la foto scattata, rubata, a Liliana mentre consultava il suo smartphone, scattata dal piano cortile di via Verrocchio, verso il piano rialzato appartamento Resinovic Visintin, da un'auto, un po' di nascosto. Devo essere fuori dal mondo, in effetti, Paradise di nome e di fatto, per dire che non avrei apprezzato una intrusione del genere da parte di conoscenti. Gabriella la pubblica il 17 agosto 2024, sulla sua pagina Facebook, con un bel contorno di messaggi di risposta, scrivendo come didascalia, sfogliando tra le foto, poi, il suo pubblico affezionato le chiede a quando risalga, e lei dice probabilmente fine 2020. Sono certa anche io che Sterping non c'entri un beato nulla, ma chi è che, per esempio afferma che guardava dalla finestra della sua camera da letto affacciata sul cortile di Verrocchio, cogliendo gli avanti e indietro della coppia, chi afferma di sapere, per questo motivo, tipico bias di conferma. Guardati lo spettacoloso Giurato numero 2, ultimo film di Eastwood, che era Seba a portare la differenziata all'isola ecologica, inducendo da ciò che la tipa con le borse non poteva essere Lily, depistando gli inquirenti, nonostante aggiunga agli inquirenti che Seba le aveva detto che Liliana aveva portato fuori la spazzatura, perché i sacchi mancavano. Chi la mattina del 14 dicembre si ritrova a distanza temporale iniziale di ecco l'occasione, mi metto il giaccone più rapido, una sacca senza contenuto sulle spalle, e corrò giù, dietro a Lily. Che ho una cosetta da dirle, hai mai capito se davvero, con quella borsa floscia si recasse davvero a ginnastica, in un luogo, in pandemia, che consentiva di conservare effetti personali in palestra? A me non interessa sapere chi ha scattato quella foto, che sia stata Gabri o che sia stato Salvo, questo avvalorerebbe certe voci maliziose, certamente non Sterping. Ma oggi, leggere la signora Micheli che nega di essere l'autrice dello scatto, ma non dice chi la fece e gliela passò mi fa davvero sbellicare dalle risate. Gentili ascoltatori, buona giornata dal Sensitivo Locchi. Intorno alla mezzanotte ieri sera a Quarto Grado era ospite della trasmissione Sebastiano. Ho notato una grande cattiveria e ostilità nei confronti di quest'ultimo. Una persona che io ritengo buona e molto umile. Ecco, io vorrei ricordare a tutti quanti che fino a prova contraria Sebastiano è parte lesa nel procedimento e che anche la seconda autopsia nei confronti appunto di Liliana Resinovic non penso che abbia dato alcun esito rispetto alla prima. Di conseguenza io a questo punto non credo che, io ripeto, secondo me Liliana Resinovic è stata uccisa, ma non è Sebastiano il colpevole, perché Sebastiano è parte lesa, Sebastiano ha perso chi lo custodiva, Sebastiano ha perso tanto. Però, ringraziando Dio, Sebastiano adesso percepisce la pensione della povera Liliana e anche, tra pochi, quando sarà a dicembre, prenderà anche la 13ª, eccetera, eccetera. Comunque, signori, ho notato una grande proprio le cose dette con cattiveria, mentre che Sebastiano è un'animella, io l'ho sempre definito un'animella e una bravissima persona, è totalmente estraneo ai fatti, ma non ai fatti che gli vengono contestati dalla pubblica accusa, ai fatti che gli vengono contestati dalla gente comune che apre bocca e gli dà fiato. Di nuovo amici, un buon proseguimento di
giornata a voi tutti dal sensitivo all'occhio di Civitavecchia. E Alocchi ha ragione su un punto: finché non saremo abbastanza bravi da dimostrare che è stato Sebastiano, non potremo e non dovremo accusarlo in modo così diretto. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.